Buonasera e benvenuti a una nuova puntata The Best Sandwich, l'orto nel panino. In questa serata andremo a vedere un nuovo ingrediente. I nostri tre concorrenti si sono preparati per vederli all'opera per un panino con l'ingrediente principale sono gli spinaci. Questa sera ne conosceremo tre di concorrenti e avremo modo di vedere anche gli accostamenti, perché questo è sempre un qualcosa che ci interessa, capire come gli spinaci entrano nel loro panino. Vediamo subito invece di andare a presentare la nostra giuria capitanata da Annalisa Sandri. Buonasera a tutti, bentrovati. E poi la new entry per questa sera, il giudice per Friuloves Bank è Daniele Leccinni. Buonasera a tutti. E il nostro giudice fisso, Gabriele Ballan. Grazie, sì. Nostro hospitality expert. Ho detto bene il cognome? Perfetto, grazie. Stasera. Buonasera a tutti innanzitutto. Chiedo scusa se le altre volte ho sbagliato. No, assolutamente, non c'è un problema. Andiamo invece a vedere come sono stati preparati i nostri tre concorrenti attraverso il coaching preparato per noi da Annalisa Sandri e Elena Soldi. Benvenuti a questa nuova esperienza di The Best Sandwich 2021. Io sono Gabriele Ballan, io sono all'interno di Palagourmet un hospitality expert e da quest'anno sono giudice permanente in The Best Sandwich. Il valore aggiunto siete voi quest'anno, per cui ci interessa molto la vostra storia e le vostre persone, perché ciò che fate è ciò che siete. È proprio il mettere in campo le persone che comunque siete nel fare il panino. Quindi dobbiamo lavorare e preparare questo panino con il cuore. Buongiorno a tutti, io sono Annalisa Sandri, sarò il vostro coach per l'occasione e soprattutto sarò il vostro giudice più tardi, quindi mi raccomando, pronti per la gara. Buona fortuna e vi auguro di mettercela tutta. Pronti per conoscere il primo concorrente e il primo panino che vedremo questa sera è Simone Stefanutto. Vieni Simone. Mi chiamo Stefanutto Simone, vengo da Montereale Valcellina e sono titolare dell'Osteria al Castello. L'Osteria al Castello si trova proprio alle porte della Valcellina. Siamo una degustazione di prodotti tipici dei prodotti delle valli pordenonesi. Sono qui in questo contest per innovarmi, per vedere, confrontarmi anche con gli altri colleghi e imparare cose anche nuove da portare anche nel mio locale. Ormai sono la quarta edizione che partecipo e spero questa sia la volta buona per arrivare fino alla fine. Buonasera, 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 buonasera. Allora, caro Simone, il tuo panino si chiama il panino di Hulk. Il panino di Hulk, dai. Già questo è curioso. Sì, diciamo che lo spinacio in sé proprio richiama un po' il braccio di ferro, la forza, i muscoli. È verde, partiamo da una serie di tonalità di colori per arrivare proprio al verde di Hulk quando si arrabbiava. Partiamo col minutaggio, 10 minuti di tempo. Pronti. Perché allora, così ci racconti sì, come allora, hai preparato anche il panino? Parto intanto dalla preparazione delle decorazioni dei piatti. Perché comunque ho deciso di usare tutti gli ingredienti a freddo, senza scaldare niente. Trota salmonata. Trota salmonata di nostra produzione. Sì. Dopo ho fatto una frittata di spinaci. Abbiamo fatto una salsa con dello yogurt, della maionese, erba cipollina e aromi. Niente, usiamo dei pomodorini messi a macerare in un po' di sale e un po' di olio di oliva. Anche la frittata sarà fredda, chiedo scusa. Sì, Quindi è proprio un panino del tutto freddo. Un panino del tutto freddo, Perché hai voluto... Ho provato le varie soluzioni, anche a scaldarlo proprio, ho provato a usare i prodotti caldi, però i prodotti caldi so benissimo con la trota abbiamo un rischio un po' alto di andare a lessarla, ecco. Simone, cos'è che stai Allora, mettendo scusate, qui stavo andando a mettere dei spinaci disidratati.
Sì, proprio per decorazione proprio. Fatto tu? Sì. Molto interessante. Sì, andiamo proprio ai fini di decorazione. Quindi, Qui invece usiamo, siccome che bisognava un po' valorizzare lo spinacio in se stesso come prodotto, ho fatto uno spinacio fritto, dopo delle listelle di spinaci fritte in friggitrice, edibili, insomma, si possono anche mangiare in parte col panino, ecco. Il pane l'abbiamo fatto diciamo noi, è a base di fatto con gli spinaci, del latte, a 2 ore di lievitazione. la rosellina di salmone? Di trota salmonata, sì. che Diciamo che bella. penso che Peccato anche- mangiarla, così bella. Bella. anche l'occhio voglia la sua parte negli impiattamenti. Scherzi, è Poi fondamentale. è difficile, insomma, qui la gara è tutto molto bello preparare. Nel locale invece viene già una cosa un po' più magari complessa andare a preparare tutte queste decorazioni con il tempo che si ha magari a disposizione nella lavorazione. Quindi il pane ha spinaci, poi? Spinaci, latte, farina, un po' di lievito, sale e un po' di zucchero. Simone ha una Sì. storia bella particolare perché è Sì. diventato chef per No, amore. no, buon chef, Chef no, per amore, questo è il titolo. non mi prendo questo adesso vediamo. nome di No, chef, dai, chef no. Diciamo io facevo l'idraulico, ho sempre fatto l'idraulico. Dopo diciamo la storia è che mio suocero aveva un locale lì a Montreale proprio per andare su ok. nella Valcellina. E per niente, aiutarli ti sei avvicinato? no, diciamo avevo, come morosa, insomma avevo la figlia e... Cosa avevo la figlia? e per stare Con insieme la figlia? con la Sei figlia andata a lavorare lì, ho capito. le domeniche mi dilettavo un po' nelle griglie e quant'altro. E poi te la sei sposata? E poi me la sono sposata, sì, e tutto quanto. bene. Dopo niente, dopo mio suocero è andato in pensione e perciò è arrivata la decisione di prendere in mano. proseguire la storia, diciamo la storia continua del castello, ecco. Senti, la salsa Allora, l'avevi adesso qui sto fatta andando a tu? mettere questa salsa qui, sì, è una salsa con yogurt, come tu prima, maionese, erba cipollina e un po' di aromi. Adesso vado a mettere dei pomodori. Anche la trota è di tua produzione, Sì, no? noi diciamo abbiamo alcuni prodotti di nostra produzione. Noi siamo un locale che siamo degustazione di prodotti tipici del territorio delle valli pordenonesi, diciamo perciò dalla carne secca al girello di manzo, la lonza di maiale affumicata, fra cui anche la trota. È un prodotto molto, molto delicato e saporito. Beh, e poi è un prodotto del territorio, perché poi un in prodotto del Friuli la trota salmonata. lì in Friuli la trota è molto sì, conosciuta, mi sembra che abbiamo intorno ai 12, siamo 12 mi sembra produttori di trote salmonate. Belle queste Sembra- frittatine. Sì, fatta sempre con degli spinaci. Ti chiedo un dato tecnico, per ottenere questa forma, l'hai fatta al forno, l'hai fatta in Sì, padella? è stata fatta al forno, E appositamente. poi l'hai coppata? Sì, è stata fatta al forno appositamente perché se la facevo in padella andavo a creare una tendenza marognola che era importante. E allora facendola al forno siamo riusciti diciamo, a eliminare questa cosa qua e abbiamo ottenuto comunque la tendenza dolce che serviva a noi. Gabriele, ti convincono questi ingredienti? Sì, mi convincono molto, mi piace molto l'associazione che ha fatto e anche l'utilizzo degli spinaci all'interno della frittata, perché è un piatto normale da tutti i giorni. Vado a chiudere adesso con una grattata questo è un latteria Pradis di 3 mesi, ma semplicemente proprio una grattata, perché altrimenti il formaggio mi andrebbe, sarebbe troppo saporito. Il pomodoro mi dà anche il pomodoro mi dà diciamo la succulenza per poter andare avanti e la cremina sopra. Ok, puoi portare i panini ai 3 giudici. Un buon panino,
un panino in cui effettivamente hai utilizzato in maniera sapiente lo spinacio. Se posso darti un consiglio, io quello spinacino fritto, che era veramente delizioso, l'avrei messo nel panino e gli avrebbe dato quel po' di croccantezza in più che sicuramente mancava. non guastava. E ti dirò, la trota la faceva un po' da padrone diciamo, nel bilanciamento del panino. Daniele, tu sei giudice di Friuli-Ovest, banca, del Mulino di Zoppola. Mulino di Zoppola. Hai apprezzato questo panino? Allora, molto bello da vedere, si è rappresentato molto molto bene. Condivido l'idea dello spinacino fritto dentro e secondo me è bellissima l'idea di servirlo freddo. Secondo me mancava un po' di sapore, cioè di sale, un po' condito un po' di più secondo me, però molto buono. Spinacino fritto all'interno avrebbe riequilibrato, dato il valore e la spinta in più, sicuramente. Nel complesso, bella presentazione, veramente, bello il concetto e il fattore cromatico, per cui complimenti sotto questo punto di vista. Lo spinacio fritto dentro sarebbe stato il top. Sono contento essenzialmente di come è andato il panino. Sapevo sicuramente che comunque c'è sempre un qualcosa da migliorare in queste cose qua, in questi panini, perché comunque anche i giudici sono molto competenti, perciò è uno spunto, come hanno detto i giudici, sul croccante dello spinacio, ce l'hanno spunto da poter provare anche in questo punto anche nel locale, così da vedere anche i clienti che giudizio avranno. Pronti per conoscere il secondo concorrente, il secondo panino in gara, quello che ci propone Igor Massimiliano Feresin della bracceria Paninoteca Caris Trieste. Io personalmente, da giovane, ripeto un po' quello che avevo detto prima, avevo un sogno che era quello di, nel proseguio della vita, di finire a fare quello che mi piace, cioè cucinare. L'ho potuto accarezzare soltanto negli ultimi 15 anni, però l'ho accarezzato in maniera molto, molto intensa, molto profonda. Ho dovuto recuperare del tempo, quindi ho studiato, ho fatto dei corsi, sto studiando ancora e se sono qui è perché il sogno deve continuare, non finisce qui. Ecco, tutto qua. Buonasera, buonasera a tutti i giudici, a tutti quanti e grazie di essere qui. Grazie a te di essere qui e sei qui per proporci un panino che si chiama Per Olivia. Qua c'è del tenero? No, non c'è del è un tenero. ragionamento molto semplice. Allora, Sì. era scontato che lo spinacio volesse dire braccio di ferro. l'olivia di braccio di ferro. E dal momento che tutti noi cuciniamo alla fine per un'olivia o per un olivio che sia, quindi non mi venivano altre cose che per Olivia. Giusto? Una dedica alle donne, tutto, che poi è anche un po' la costruzione del panino. Perché ho cercato di fare un panino molto... Partiamo col minutaggio, hai 10 minuti di tempo. Certo. Ho cercato di fare un panino molto leggero, Sì. perché no, orientato proprio alle donne, alle persone che lavorano, che magari all'ora di pranzo non vanno a mangiare tantissima roba. Quindi un panino leggero, ma un pane... Che pane è questo? Questo è un pane normalissimo, è un Banks, il classico pane per gli hamburger. L'unica cosa è stato colorato con il carbone vegetale, Col che ci dà la carbone. possibilità di annerirlo ma non dargli sapori particolari. Sì. Quindi tante volte si usa anche il nero di seppia. Sì. E questa volta qua l'abbiamo Volevi solo evitato, scurirlo. anche perché nel panino c'è una proteina di carne, quindi abbiamo Ok. appunto evitato la colorazione con il nero di seppia. Allora, il tuo panino sarà composto da pollo, yogurt, formaggio, sale, pepe, olio, aglio, peperoncino e poi naturalmente lo spinacino. Sì, Che tu hai preparato come? ma io ho cercato di fare 3 consistenze perché trovavo giusto dargli un attimo di croccantezza con lo spinacio crudo. Crudo.
Poi ho fatto uno spinacio saltato con olio, pochissimo aglio e un po' di peperoncino per dare un pizzico di brio, chiamiamolo così. E poi ho fatto una salsa di yogurt greco con lo spinacio dentro, senza nessun'altra spezia. Uno tzatziki allo spinacio? Beh no, perché non c'è l'aglio. Ho fatto uno yogurt greco con lo spinacio, che può essere equiparato, sì, tzatziki si fa appunto Quindi con aglio, cetriolo e così via, no? Sì. E dopodiché il pollo è stato cotto in bassa temperatura e poi semplicemente lo saltiamo e gli diamo la scottata in padella e poi userò come formaggio il magma che è un formaggio prodotto da un nostro produttore, un'azienda agricola carsica, che si chiama Magma. Andrebbe servito caldo, ma da mangiare col cucchiaio e così via. In questo caso, essendo molto simile a un camembert francese, io lo metto a crudo, perché sarà sufficiente il caldo del panino poi a renderlo un attimino... Sì. Okay. Il pollo viene bagnato con un vino bianco, io di solito uso, ed è anche un ottimo abbinamento per questo panino, perché carni bianche, formaggio e verdura, uso la Vitosca, sempre di un'azienda di Prepotto, in Carso, quindi secondo me è l'abbinamento migliore e andiamo avanti. È spettacolare. Gabriele, questi ingredienti ti piacciono? Sì, mi piacciono, sono incuriosito dall'abbinamento cotto-crudo per capire un attimino l'equilibrio che viene fatto all'interno del panino. E sono curioso inoltre anche di assaggiare tutto insieme con quel formaggio. Con quel formaggio, non lo conosci? No, non lo conosco sinceramente. Beh, il formaggio è una novità, è nato 3 mesi fa. Ecco. Bene. L'azienda è storica perché fa dei formaggi importanti come lo Yamar, che è un formaggio molto gustoso, invecchiato in grotta e così via, è famosa per quello. Adesso si sono inventati questo magma, perché va servito caldo ovviamente, e quindi è una cosa nuova, ecco. Quindi è solo da provare. Ecco, raccontaci come lo stai preparando, assemblando. Semplicemente il pane, ripeto, come detto prima, è un semplicissimo buns, che è il pane tipico da burger. E l'abbiamo scurito, l'ho fatto scurire per motivi cromatici. Okay. Per colori, per fotografie e cose del genere. Ci metto un po' di salsa, ci va lo spinacino crudo. Lo lasci centrare la salsa? Sì, no, perché poi comunque appoggiando le cose sopra, io te lo dico così. Vedi che alla fine le foglie comunque intorno ci vanno, perché cadono, quindi non è un grosso problema. Sì, anche dal vero cadono le foglie. Ecco, adesso arriva il petto di pollo appoggiato proprio lì. Quindi l'hai cotto a bassa temperatura, tu sì, questo? il pollo è stato cotto per 1 ora e 20 a 61 gradi. Solo il pollo o hai aggiunto delle spezie? Ho messo quello che avevo scritto nel menù, cioè un po' di limone, un po' di olio, un po' di pepe. Ecco, il magma lo metterai alla fine? Sì, sopra il pollo? Lo metto alla fine. Ok. Adesso ci metto ancora un po' di salsa. Bello pieno, Allora, lui ha detto che è un panino comunque leggero e diciamo che è proprio un bel sostituto di un pranzo comunque. Ah sì, mangi questo sei a posto, anche piuttosto equilibrato. Sì. Guardate la mossa per il limone, Prego. La mossa per appoggiare il limone è simpaticissima. Il tempo è finito, quindi devi chiudere, impiattare e portare ai giudici. Ok.
I nostri giudici hanno assaggiato il tuo panino, una parte, ma non si spreca nulla perché i nostri giudici poi portano a casa il resto, giusto Annalisa? Sì, sì, perché l'abbiamo detto anche l'altra volta, ripetiamolo pure, mentre negli anni precedenti tutto quello che veniva preparato al Pala Gourmet rimaneva al Pala Gourmet e quindi sì, c'era un momento di convivialità. Le norme Covid adesso ci impongono di essere più rigorosi, ma essendoci prodotti di alta qualità all'interno dei panini e comunque a prescindere il cibo non va né sprecato né buttato, quindi noi portiamo a casa la schiscetta. La volta scorsa mio marito era felicissimo. Immagino Ecco. Daniele che loro si fanno la cena praticamente così. Bene, ma andiamo invece al tuo panino. Annalisa, dimmi un po' come Allora, hai trovato il panino di Igor. Igor ha fatto un buon lavoro, ha presentato un panino esteticamente molto bello. Se posso essere critica, e lo devo fare, sono qua per quello, quel meraviglioso formaggio magma che mangerei così, Col cucchiaio? no? Ecco, in questo panino ne avrei messo sensibilmente meno, perché è un formaggio aromatico e quindi mi andava un po' a sovrastare gli altri sapori. Poi essendo un formaggio comunque piuttosto grasso, toglieva un po' l'equilibrio al panino che altrimenti sarebbe stato perfetto perché era croccante, il pane era croccante, era molto buono, aveva un buon profumo perché avevi dato queste zeste di limone e era proprio piacevole. Ecco, meno formaggio la prossima volta. Allora io sentirei Daniele e Gabriele, anche tu sul formaggio troppo? Assolutamente concordo con quello che diceva, e formaggio buonissimo, fotonico. Eccezionale. E secondo me è quello che mi rimane di più come impressione, e secondo me ne andava un po' meno. Quindi Però lo nel spinacio complesso, non si è sentito? secondo me non tantissimo, però nel complesso è un buon panino. Gabriele, cosa ne pensi? Sono perfettamente d'accordo anch'io, perché il panino è buono di per sé, lo squilibrio è un po' questo tipo di formaggio. Però voglio sapere da dove arriva esattamente. Lo dici a fine puntata? A fine puntata, quello che rimane. Quello che rimane. Allora, ok, è andata benissimo direi, i giudici hanno giustamente espresso una loro opinione data dalla grammatura del formaggio, è un formaggio importante che quindi può coprire gli altri gusti. Io non mi discolpo, ma lavorando qua in 5 minuti è difficile preparare le cose così fatte bene con la grammatura giusta, però prendo per buono questo giudizio, calerò la quantità di formaggio e mi sa che andremo avanti a fare questo panino perché tutto sommato mi sembravano contenti. Come è andato il contest nel contest? Andiamo subito a vedere con Friuloves Banca, ci colleghiamo con loro. Eccoci qui Alexis, ritorniamo in collegamento da Friuloves Banca, in realtà in doppietta oggi. Sono col collega Antonio Baratto da Pordenone. Ciao Antonio. Ciao Marcus. Allora, andiamo a scoprire insieme il vincitore di questa puntata, ovvero Manuel Savi. Ciao Manuel. Ciao, buongiorno a tutti. Siamo a Trieste, infatti Manuel Savi per il Bar Buffet Borsa di Trieste, che ha vinto con che panino, Manuel? Con il panino Rachele, il nome di mia figlia. Ah, ecco, dedicato alla figlia. Antonio. Sì, dimmi Marcus. Come va in banca intanto? Guarda, sono molto contento stamattina perché avevo seguito Manuel e quindi tra un leasing, un mutuo e un fido in conto corrente sono contento di stare con voi qualche minuto. Quindi anche i bancari mangiano i panini. Manuel, sì. Complimenti. Allora, tu sai che hai vinto la prima tappa di questo contest nel contest che si gioca sul Friuloves Magazine, che è la pagina Facebook istituzionale di Friuloves Banca. Hai vinto 100 euro di buoni spesa per attrezzature per le biciclette. Siamo una banca che punta al green e quindi abbiamo pensato quest'anno di premiare in spesa particolari, ma proprio andando a comprare qualcosa per la bicicletta. Cosa ne farai? Allora, l'idea è di donarlo alla scuola, all'asilo di mia figlia per comprare attrezzatura nuova a loro che
la usano sicuramente più di noi e ne hanno più bisogno. Poi vediamo se la burocrazia ce lo permette, se no verranno spesi per la famiglia. Per adesso invito tutti a continuare a partecipare al gioco nel contest che si tiene su Freelovers Magazine. Alla conclusione della puntata verranno rimessi in gioco i 3 concorrenti e chi prenderà più like intanto si porterà a casa un primo buono da 100 euro. E poi gran finale con tutti i concorrenti a darsi battaglia per il montepremi di 250 euro, che insomma non è una brutta cosa di questi tempi. Pronti per conoscere il terzo concorrente, il terzo panino, proposto da Gabriele Rossellini. Vieni Gabriele! Mi chiamo Gabriele Rossellini e sono siciliano. Faccio parte della trattoria Ippolito di Civitale del Friuli. Il gruppo Ippolito è presente in Friuli da più di 20 anni. Inizialmente semplicemente con gli agrumi di Sicilia e le proprie olive. Poi col passare degli anni è stata aperta pure la trattoria e abbiamo portato nel cuore del Friuli il calore della Sicilia. Il mio passato nel mondo della ristorazione inizia circa 15 anni fa. Mi occupavo del panino sociale. È un panino praticamente con ben 100 grammi di pane e 3 ingredienti, venduto al simbolico prezzo di €1. Quindi capite bene che ho tagliato tantissimi panini. Adesso in Friuli, con la trattoria Ippolito, abbiamo dato la possibilità in questo periodo particolare di poter andare in Sicilia. Infatti noi, quando accogliamo i nostri clienti, diciamo benvenuti in Sicilia. Qualcuno ci guarda storto, qualcuno ci guarda male, ma dopo il primo bicchiere di nero tavolo tutto cambia. Quindi vi aspettiamo da noi per mangiare la gastronomia, gli arancini, le granite. Per ora adesso basta, andiamo a lavorare, dai, facciamo questo panino. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Gabriele, intanto mi devi dire tu come si legge, come si dice il nome del panino. Sabbenerica. Che significa? Sabbenerica è un modo di salutare per persone che sono degni di rispetto. Sabbenerica, ad esempio a te ti saluto Sabbenerica. Bene, ok, grazie. però viene usato assolutamente per le persone un pochettino più anziane oppure persone comunque, come ti ho detto, che sono degne di rispetto. Ok, tipico siciliano immagino. Direttamente sì, non friulano, sì. io ti direi mandi. No, ok. Questo è un panino che secondo me deve essere da rispetto a chi lo va a mangiare praticamente, sì. Raccontaci un po' il pane. Allora sì, gli parto spinaci. dal pane. Il pane lo facciamo noi in trattoria ed è fatto con farina 00 e l'altro 50% farina di grano duro rimacinato. E sopra abbiamo messo dell'ottimo sesamo oppure ciciolena, come diciamo noi. In questo caso abbiamo usato quella di Ispica, che è di una fattura superiore. Perché diciamolo che tu sì, vivi e lavori a Cividale, ma sei un siciliano a Cividale. Sono siciliano, sì, e lavoro in una trattoria tipicamente siciliana, sì. I nostri prodotti infatti sono per l'80% del nostro territorio. In questo caso noi abbiamo preso gli spinaci, il principe di questo panino, l'abbiamo preso nella zona di Treviso, è stato preso. Mentre tutto il resto, per quanto riguarda i pomodori, abbiamo utilizzato un pomodoro un po' particolare. Il pomodoro è un pomodoro di Pachino, qualità Stella. Questo pomodoro viene coltivato a Portopalo. Portopalo è la fine della Sicilia, a pochissimi metri dal mare la coltivazione. Considerate che praticamente Tunisi è più a nord di Portopalo, per capire la temperatura, lo scirocco che c'è. Perché abbiamo preso questo pomodoro? Questo pomodoro è un pomodoro molto dolce e serve a non dare fastidio al protagonista. Bravo. Praticamente sì, io ritengo che le scelte che sono state fatte sono ponderate e sono fatte in modo che facciano squadra nei confronti degli spinaci. Ovviamente questo poi sarà il vostro giudizio fra poco. Cioè valorizzare il protagonista. Sì. Ad esempio un altro ingrediente che poi ora nel frattempo si sta riscaldando il salmone. Sì. Il salmone, che comunque ha un sapore, ha una sua personalità, viene contenuto dalla farina di pistacchio. Quindi io praticamente finisco di arrostirlo, lo passo nell'olio e adesso andrò infatti a fare questa operazione. Quindi i tuoi ingredienti, cioè oltre naturalmente agli spinaci, c'è salmone, pomodoro, poi c'è la farina di pistacchio, buccia di limone, olio, sì, la buccia di limone serve un pochettino per pulire il palato perché con gli spinaci di solito si fa sul piattume. In questo caso noi tentiamo con la buccia edibile dei nostri limoni,
sì, dell'azienda dove lavoro, di produzione propria. Tentiamo di fare appunto pulizia del palato. Ah. Poi hai messo peperoncino, Questo spicchio durante, d'aglio. sì, gli spinaci durante la cottura c'è il peperoncino e anche uno spicchio d'aglio che noi togliamo comunque a fine cottura. Gabriele, questa scelta di prodotti ti piace? Sì, mi incuriosisce molto il pomodoro, Pomodoro. anche, e anche abbinato allo spinacio, sinceramente. Senti, che tipo di pane invece hai scelto? No, il pane, ho detto all'inizio che Sì. è farina 00 Farina 00. e farina macinata, quella che viene usata, questa qua è la classica, da noi si chiama ciabattina, Sì. è la classica il cibo da street food che c'è Sì, in sì, Sicilia. sì. Adesso vado a mettere l'olio extravergine d'oliva, sempre di giù, questo qua è tondo, viene dalla zona dell'Etna questo qua. Bel viaggio ci fai fare. Il tentativo è questo. Proporrai questo panino o lo hai già proposto? Ai Allora, è clienti? già messo nel nostro menù. È già nel menù? nostro Ah. menù, sì, sì. Quindi non hai dovuto inventare un panino per No, il forza. panino è stato inventato per il contest, Ok, però già però è già in linea già praticamente, sì. E funziona? Sì? Sì. Beh, tu considera che per ora è stato un po', forse è successo qualcosa nel mondo, quindi è un po' particolare. No, infatti. Però funziona. Assolutamente. Spiegaci cosa stai facendo? Allora, sto impanando appunto Impanando il salmone bagnato nell'olio. Il salmone lo hai scottato in padella prima. Sì, però senza assolutamente... Senza grassi. No, totalmente tolto tutto e non è messo neanche i grassi, sì. E poi appunto c'è il pistacchio che vedrete che farà da contenitore. Quindi immagino che dopo il salmone opterai per gli spinaci? No, scaglie di limone. Ah, ok. Quindi questo è il limone. Cosa hai disidratato la buccia o è semplicemente No, buccia? semplicemente Buccia grattugiata. grattugiata. Vai di spinaci adesso. Quanto costa questo panino? 3,34 euro. 3,34 €, quindi sei stato preciso. Sì. È rimasto nel food cost. Sì. Poi pomodorini e credo che sia quello Sì. il tocco finale. Sì. Che ci fai fare un bel viaggio. Eh sì. Un buon panino, molto ben equilibrato, profumato, quindi piacevole all'olfatto, piacevole anche alla masticazione perché il pane croccante ben si sposava con l'interno che era invece morbido e devo dire anche che fra i 3 panini forse tu sei stato quello che ha valorizzato di più lo spinacio, cosa che io quando ti ho visto preparare avevo un po' di perplessità perché il salmone temevo che andasse a prevalere rispetto allo spinacio e invece devo dire che forse il metodo di cottura, forse questa sorta di sabbiatura che hai fatto con i pistacchi era veramente molto piacevole, complimenti. Gabriele era curioso di assaggiarli anche con i pomodorini. Gli Esattamente, spinaci. l'ho trovato molto buono, ho trovato intelligente la sua costruzione del panino, ovvero l'equilibrio fra gli altri ingredienti e gli spinaci. Questo secondo me è stato il valore aggiunto, perché la percezione al gusto è stata prima di tutto del sapore degli spinaci. Poi il pomodorino era la ciliegina sulla torta. Daniele? Condivido quello che hanno detto loro e aggiungo che aveva quel giusto tocco di piccante. 10 minuti parlare e preparare non siamo tanto abituati, però penso che è andata bene, i giudici mi hanno dato dei bei giudizi. Questo è un vero piacere per tutta la squadra della Trattoria Ippolito per la ricerca dei prodotti e la selezione che facciamo sempre giornalmente. Speriamo bene, dai. Chi avrà vinto questa puntata? Chi avrà valorizzato al meglio l'ingrediente protagonista di questa sera, gli spinaci, tra Simone, Igor e Gabriele?
Pordenone, Trieste e Cividale del Friuli. Voi rappresentate questi tre territori, anche se Igor ha portato tanta Sicilia nel suo panino. È stato difficile, Annalisa? Questa volta è stata dura. Questa volta è stata dura perché erano 3 ottimi panini con delle caratteristiche ognuna diversa l'una dall'altra, ma 3 grandi lavori anche di pensiero dietro, cioè di costruzione del panino, gli abbinamenti, quindi è stata veramente dura, tant'è che vedrai che il risultato è particolare. Particolare, questa è la busta con il risultato finale, quindi parto, ecco perché è particolare, perché solitamente si parte dal terzo posto, che qui non c'è, perché c'è un ex equo proprio per il secondo posto, quindi a questo punto direi il vincitore. Si classifica primo e vince questa puntata dedicata agli spinaci con un totale di 127 punti. Gabriele Rossellini della Trattoria Ippolito di Cividale del Friuli. Secondo posto con 112 punti sia il panino di Hulk che per Olivia di Simone e di Igor, però ne vince solo uno, The Best Sandwich, e a vincere è stato Gabriele con la tua Sicilia, e sei riuscito a valorizzare probabilmente gli spinaci. Sì, lo spinacio nel suo panino, dovendo fare una valutazione di questo tipo, era estremamente ben valorizzato. Gli altri 2 ottimi. Il magma sarà per sempre nel mio cuore, andrò a prenderlo direttamente, e anche la tua trota. Erano prodotti veramente eccezionali, complimenti a tutti. Continuo a dire che ogni edizione è sempre più bella perché scopro sempre di più una professionalità crescente. Noi ci vediamo dove Annalisa andremo a conoscere dei panini con un abbinamento particolare, che sono quelli delle zucchine e dei fiori di zucchina. E i fiori di zucchina, quindi tu ti studierai per bene tutte le tipologie. Quante ore abbiamo di trasmissione? Hai una settimana per prepararti, e la prossima puntata sarà dedicata alle zucchine. Ringrazio Annalisa Sandri, Daniele Leccinni e Gabriele Ballan. E ringrazio naturalmente anche i miei 2 moschettieri, che sono Francesco Snidero e Gian Domenico Ricci, qui con me da Palla Gourmet Pordenone. Grazie per l'attenzione, alla prossima puntata!